Qui io guarda, con una bronchite indosso che mi dico potrei venderla questa, potrei venderla. Assediati da camion e furgoni, la famiglia della signora Ferrari non ne può più. Da quando hanno iniziato i lavori per il nuovo centro commerciale, la Nave De Vero, in via Bottenigo a Marghera, non si dorme e non si respira più. A che ora vi svegliano i camion? Al mattino prestissimo? Meno un quarto alle 7 sono già qui in coda tutti quanti per poter accedere a portare tutta la merce che devono allestire. La famiglia Ferrari, che accetta il viavai di lavoratori, soprattutto in un momento di crisi, chiede però un gesto di rispetto da parte degli autisti. Più che altro che quando si mettono in coda che spengano il motore, perché il motore rimane acceso, per cui io non posso neanche aprire le finestre, perché se ho tutto lo scarico del gas dei motori, dei camion, dei furgoni eccetera, sono costretta a tenere tutto chiuso anche al mattino. La preoccupazione è anche rivolta al futuro, quando le porte della barca De Vero si spalancheranno a migliaia di persone. Sì, è proprio questa la mia preoccupazione, perché adesso c'è l'allestimento e tutto quanto, però se questa sarà la strada per poter accedere a scaricare la merce, io qui veramente non ci vivo più, cioè cosa devo fare? Andare via dalla mia abitazione dopo 54 anni che vivo qua?